Serata per la consegna degli attestati ai donatori di sangue della FDS sezione di Codroipo. C'erano moltissimi iscritti: il presidente della sezione comunale di Codroipo Mauro Ciani, il vicepresidente Vittorino De Clara, il consigliere della FDS Risorgive Enrico Fuser, il coordinatore Luigi Ceccato con l'assessore della città di Codroipo Claudio Tomada, il consigliere regionale Vittorino Boem e il sindaco Fabio Marchetti. Tra i premiati anche Ivan Cudin, il campione mondiale di ultramaratona, che è stato festeggiato per le 50 donazioni di plasma insieme a tanti altri campioni. A Ivan Cudin ho chiesto perché è un donatore di sangue. Io ho iniziato a donare a 18-19 anni, dono ovviamente lontano dalle gare, tanto per interesse mio quanto del donatore che deve ricevere del sangue ovviamente esente da tossine eccetera, perché le gare che faccio io sicuramente comportano uno stress fisico importante, quindi quello che voglio dire è semplicemente che la donazione per me è assolutamente compatibile con lo sport di alto livello e non vedo assolutamente nessuna controindicazione. Si può fare sicuramente e penso sia una scelta, diciamo, etica, che ci coinvolge non per il fatto di sentirci diciamo delle persone sensibili oppure, ma semplicemente perché è una cosa che sentiamo e penso sia giusta e corretta. Per il Ponte News, Marco Mascioli.